ritengo vergognose cose di questo tipo. Cioè ritengo assolutamente scandalose che nel nostro paese, anche negli altri paesi se quando dovesse succedere e succede, ma che nel nostro paese succedano cose di questo tipo. Per il senatore veneziano PD Andrea Ferrazzi è vergognoso che i vertici della Speedline di Santa Maria di Sala non si siano presentati al tavolo convocato dalla Regione dopo aver comunicato a centinaia di lavoratori l'ipotetica chiusura, motivo per cui l'assessore al lavoro Donazzan ha deciso di sospendere la discussione. 605 famiglie sono quelle direttamente coinvolte come dipendenti diretti di Speedline. Dopodiché c'è tutto un indotto di aziende appunto che lavorano addirittura a volte solamente per Speedline, non anche in parte consistente per Speedline. E noi dobbiamo fare una battaglia politica istituzionale, mettendo attorno, a prescindere dalle divisioni politiche, tutte le volontà per trovare delle soluzioni. Dobbiamo andare a chiedere conto di comportamenti di questo tipo, dobbiamo chiamare a responsabilità aziende di questo tipo, proprietà di questo tipo, che si consentono atteggiamenti di questo tipo. Non è assolutamente accettabile. Il mondo del lavoro va garantito. Chi si assume degli impegni come l'azienda nei confronti delle istituzioni di investimenti a fronte di fondi pubblici già arrivati, deve mantenere gli impegni. Ecco, su questo noi faremo una battaglia dura. Per Ferrazzi bisogna intervenire anche su determinate leggi che consentono alle aziende determinati comportamenti. Dobbiamo lavorare anche su leggi che non consentono delocalizzazioni così, perché questi vogliono spostare le aziende probabilmente o in Germania o in Polonia. Dobbiamo lavorare per una politica europea che non consenta operazioni così. Ed è quello esattamente che faremo.